Ciao ragazzi, siamo a Wannsee Parade, una catena di centri commerciali abbastanza famosa in città, e oggi visiteremo questo supermercato. La città è stata riaperta completamente, quindi a differenza del video del Carrefour, qui è abbastanza pieno. Anche i locali sono tutti pieni. Questo supermercato si chiama Harsin. Non c'è un nome inglese ed è un supermercato veramente molto bello, sembra quasi una gioielleria. Qua c'è tutta la frutta, qua c'è tutto l'angolo verdura, guardate com'è ben ordinato. Queste qua sono tutte noci di cocco, solo che qui hanno messo il tappo, quindi è come se fosse una bibita adesso. Una noce di cocco 15,80 e queste qua 19,90. Che frutti strani. Questo qui è il frutto del drago rosso, 6,98. Questo qui invece è il frutto del drago giallo, 10,80. Qua c'è tutta la verdura sistemata in maniera impeccabile. Ci sono anche le insalate già pronte come in Italia, la New York Mix 12,80, Mix Fiorentino 13,80, lattuga romana 18,90. Questa invece è una verdura che si chiama wawazai, la verdura delle bambole. Questo invece è il frutto più temuto dall'Occidente, il durian, mezzo chilo 49,90. Però c'è anche il durian già tagliato in tante configurazioni. Qua c'è tutto pesce essiccato, per esempio questa qui è pelle di gamberetti essiccata. Qua c'è un bancone frigo, vediamo un po'. Qua ci sono tutti i salumi, per esempio questo prosciutto che lo chiamano bacon 34,90, questi würstel 29,80. Poi c'è anche la bresaola beretta 70 grammi 44 yen. C'è anche la salsiccia di pesce nero 46,80. Noodles cinesi, la pasta italiana già precotta. Questo è il mio terrore, questi würstel sono per me paurosi. Guardate qui quanti würstel. Qua abbiamo le zampe di gallina, tanti gusti, tutte a 15,60. Qui un uovo molto affidabile. Ad esempio qui c'è una conversione di cornetti 4,90. Qua c'è del pane in cassetta. Questa qui è una parte con comunque prodotti per la colazione. Questo pane è orribile, 7 yen. Invece questi cornetti al cioccolato sono molto buoni, uno qua costa 5 yen. Tutto questo è il reparto yogurt. Questo invece è tutto latte. La mozzarella 19,90.
Invece anche qui c'è un bancone surgelati, diciamo, e tra tutto il cibo cinese c'è la pizza. Questa pizza piccolina, 13,90. Qua abbiamo la pizza al durian, 35,80. Le bistecche. Mentre in questo bancone surgelati troviamo le fritture, diciamo, quindi popcorn di pollo, McNuggets e così via. Mamma mia, questo qua sembra buonissimo. Ovviamente non mancano i bottiglioni di olio di tutte le misure, tutte le taglie. Ma c'è anche l'olio d'oliva, però quasi tutto spagnoleggiante. Per esempio questo qui, Spanish Olive Oil Betis, 108 yuan. Mentre questo qua, Yogi, non so che marca sia, 159 yuan. Queste cassettine sono belle. Qua abbiamo di nuovo la marca Betis, 198 yuan, un litro. Mentre qui abbiamo la parte della pasta, dove non c'è pasta italiana. Ma questa qui sì, dalla Costa, 36 yuan, 250 grammi, ma non c'è pasta italiana. Abbiamo solo queste marche. Pasta Gallo, 500 grammi, 15 yuan. E questa qui, 8 yuan 80. Fettuccine australiane. Che poi abbiamo anche fusilli e le penne rigate. Ma i fusilli si chiamano spirals. Questa è tutta la parte dei condimenti. Qui abbiamo un sacco di oli strani, per esempio olio di wasabi, olio di sesamo, olio piccante. Questa qui invece è la salsa più famosa in Cina, una salsa piccante molto aromatizzata, lao gan ma. Il prezzo va da 12,80 a 18,80. Poi queste qua sono tutte sottomarche. Questi qua sono i dadi, i nostri dadi in pratica. Qui abbiamo la salsa di soia, però ci sono dei prezzi veramente molto premium. Queste qua per esempio sono giapponesi, mentre questa qui è una salsa di soia cinese, 9,50. Queste qua sono invece tutte le salse che vengono usate per condire e cucinare, tra cui c'è la mia salsa preferita, la salsa di ostriche. Ci sono un sacco di marche. C'è addirittura l'aceto balsamico di Modena IGP, 25,80. Aceto di vino rosso, 17 yuan. Lo stesso aceto di vino bianco, mentre aceto di mele, 18,50. Mentre qua c'è l'aceto nero, molto usato insieme ai ravioli, molto buono così. Tagliatelle cinesi verdi, tagliatelle cinesi bianche, viola. Addirittura in Cina si mangiano le farfalle, come in Italia. E non c'è un marchio italiano di salsa. Questo è il reparto carne. Pollo, maiale, cuore di pollo che fatto alla brace è buonissimo, vitello, ad esempio 500 grammi di petto di pollo, 9 yuan. Lo stesso vale per le cosce di pollo. Qui invece c'è il reparto frutti di mare. Cioè, che spettacolo, ragazzi, al supermercato. 500 grammi, 218 yuan. Mamma mia, sono giganti questi.
Vedete qua. Questo è morto o dorme? Io non so come si chiamano questi pesci, ma questo qui costa 9,90, mezzo chilo. Poi c'è scritto di fare attenzione perché i pesci mordono. Qua ci sono le vongole, 10 yuan circa mezzo chilo. Qua inizia l'angolo gastronomia. Qua c'è la parte sushi. Questi qua sono buonissimi. Manshubao. Questi qua sono la fine del mondo. Non so neanche cosa ci sia dentro, però sono veramente troppo buoni. Questa frittura è buonissima, secondo me, troppo buona. Qui abbiamo il reparto del vino. Se trovo vino italiano ve lo faccio vedere, se no non mi interessa sinceramente. Ma di italiano in questo supermercato c'è veramente poco, anche se si tratta di un buon supermercato, veramente buono. Qua c'è una serie di liquori asiatici, anche giapponesi. Questo qui per esempio, Meizien, veramente molto buono. Questo è un liquore che si chiama Meizio. La bottiglia grande 88 yuan e la bottiglia piccola 38 yuan. Comunque a me fanno impazzire i colori di questi supermercati. La Rio è come la nostra Bacardi Breezer, o come cavolo si chiamava, ma alcol è molto leggero. Una lattina costa 7,90, ci sono tantissimi gusti. Mentre ad esempio una bottiglia di Red Label costa 158 yuan, Black Label 268 yuan, il Baileys 138 yuan, l'Absolute al limone 158 yuan, al lime 130 e al mandarino 158. C'è anche lo Jägermeister, la bottiglia piccola 68 yuan e la bottiglia grande 168 yuan. Le birre, c'è la Bavaria, una bottiglia di Bavaria 11 yuan 80, una Corona 7,80, un Heineken 10 yuan, una Paulaner 7,90, un Heineken grande 9,80. Anche in questo caso niente di italiano. Ci sono anche i Lotus, sono i biscotti più buoni della storia. Qua c'è anche il caffè Illy, 125 grammi 69 yuan. Il Copico grande cappuccino 29,90. Sarà orribile questo. Mentre qui si può fare anche la cerimonia del tè, e quindi poi si può assaggiare il tè. Qui siamo nella parte delle patatine, tartufo, rose, vabbè queste qui le ho tutte assaggiate. Per esempio le Lay's costano 9,90, le Pringles 10,90. E qua inizia la parte dei prodotti per il bagno, quindi abbiamo il dentifricio, White and White, 18,90. Poi c'è la cartoleria. Qua ci sono tutti i prodotti per la casa. Carta igienica. C'è pure la Tempo o Giempo, non lo so, 49 yuan. Piatti, pentole.
E qua c'è tutta la parte dei detersivi. Ci sono anche le casse automatiche, ovviamente, dove si può pagare tutto con WeChat. E per finire vi faccio vedere una cosa. Cosa sembra questo, secondo voi? Addirittura si possono comprare le sigarette. Mentre sono nel reparto delle bibite, tra l'altro qui ho anche la Coca-Cola, la Pepsi, eccetera, eccetera, io faccio la spesa e poi ci vediamo fuori per un commento finale. Ok ragazzi, sono appena uscito dal supermercato, io ho la spesa, sto andando verso casa, a casa vi faccio vedere cosa ho comprato. Ragazzi, sono a casa, sto morendo di fame, vi faccio vedere cosa ho comprato, così vediamo pure altri prezzi. Metti mi piace se ti sta piacendo il video, iscriviti che è importantissimo. Dai, vediamo subito cosa ho comprato. Allora, numero 1, New York Mix 12,80. Poi un bel cetriolo, anzi due cetrioli, più di 600 grammi, 2,63 yuan. Poi questi biscotti buonissimi al cioccolato Yue Duo 12,90. Pane in cassetta integrale 10 yuan. Bacon americano 16,80. Poi due vaschette di anguria e melone 21,90. Era prendi due paghi uno. Datterini gialli 1,43. Latte di capra 250 ml 5 yuan. E per finire, un po' tutto spappolato purtroppo, salmone per sushi 37,30. Sono morto, un totale di 85 yuan. Detto questo ragazzi, ciao, buona serata, buonanotte, buonasera, al prossimo video. Ok ragazzi, questa è la mia cena. Insalata, pomodorini, riso, sushi, sashimi di salmone.